a Rosolina. Questa mattina una donna ha trovato tra le tombe del cimitero un neonato ancora in vita, avvolto in un sacchetto. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al ristoro per i truffati dall'ex Popolari. Nel decreto si amplia la platea di coloro che avranno diritto al rimborso. Banditi senza scrupoli hanno fatto irruzione nell'abitazione di un'anziana di Solesine e dopo averla aggredita l'hanno derubata. La donna è finita in ospedale. Un veneziano di 36 anni è stato arrestato per molestie e minacce ad un medico romano incaricato di periziare lo stato di salute mentale dell'uomo. È un 35enne il pirata della strada che ha investito una sedicenne la notte tra domenica e lunedì a Castello di Godevo nel Trevigiano. Si è presentato volontariamente alle forze dell'ordine. Tamponamento tra 4 mezzi pesanti questa mattina in A4 all'altezza di Porto Gruaro. Uno dei tir perde il carico di granaglie sull'asfalto. Fortunatamente non si registrano feriti. Antonietta Zanchetta di Ponte di Piave festeggia i suoi 103 anni, canta la musica che ascoltava da ragazza e svela il segreto di tanta longevità, muoversi molto, dice, e mangiare poco ma buono. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano lo shock, l'orrore per quanto è accaduto questa mattina a Rosolina. Un neonato è stato trovato in un cassonetto all'interno del cimitero. I medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita. A dare l'allarme questa mattina è stata una signora che si stava recando in cimitero per portare i fiori ai propri cari. Il vagito del piccolo è stato sentito dalla donna che ha subito chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. Il neonato, un maschietto, si trovava dentro una borsa all'interno di un cassonetto nel camposanto di Rosolina Paese, vicino alle tombe. Il piccolo è stato subito affidato alle cure degli uomini del SUEM 118 che lo hanno portato in ospedale. I medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita. Shock in tutto il paese per questa terribile vicenda. Allora io sono emozionato solo nell'aver avuto la notizia che il bambino è vivo. Prego tutti coloro che hanno di questi problemi di rivolgersi sempre alle istituzioni, alle parrocchie, agli amici, non di fare questi gesti, ma bensì essere umani nell'affrontare quelle che sono le situazioni dure della vita. Il neonato è stato portato all'ospedale di Adria in condizioni critiche, mentre i carabinieri stanno indagando per dare un nome alla mamma ed accertare chi possa aver compiuto un atto tanto terribile. Il sindaco di Rosolina, Franco Vitale, lancia un appello. E prego anche coloro che sanno di farsi vivi magari con la parrocchia, con il parroco, con l'ospedale, con qualcuno per essere aiutati. Una donna di Solesino nel Padovano è stata mandata all'ospedale da una banda di rapinatori senza scrupoli che l'hanno aggredita ieri pomeriggio nella sua abitazione. Ritorna l'incubo delle rapine ai danni di anziani nelle case della Bassa Padovana, già teatro nel corso degli anni di molti eventi criminosi di questo genere. Stavolta è toccato ad Alda Ferrato, 74enne di Solesino, che è stata presa di mira da una banda di rapinatori senza scrupoli. I malviventi sono entrati in azione all'ora di pranzo, aspettando che i negozi del quartiere fossero chiusi e che non ci fosse più nessuno per strada. Poi la porta d'ingresso è stata abbattuta con violenza e 3 individui si sono presentati nella cucina della malcapitata che si stava preparando il pranzo. I rapinatori a volto coperto avrebbero detto all'anziana di essere carabinieri per evitare una sua reazione scomposta, ma la 74enne non c'è cascata e ha cercato di spingerli fuori casa. A questo punto è scattata la violenza, uno dei malfattori l'ha presa per un braccio e l'ha scaraventata a terra, inchiodandola con il suo peso. Intanto uno dei componenti della banda ha buttato all'aria cassetti e armadi al primo piano alla ricerca di preziosi e denaro. Nel sacco sono finiti 200 euro in contanti e monili vari, oltre agli anelli che la Ferrato portava addosso e al suo collier. Il blitz è terminato in una manciata di minuti, poi gli autori del colpo se ne sono andati e la vittima ha potuto chiamare i soccorsi. La donna è finita in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Este. E adesso ci colleghiamo in diretta con Carlo Inghilleri che ci aggiorna su quanto emerso ieri sera durante il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, lo ricordiamo, il ristoro per i truffati dell'ex Popolari Venete. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a tutti i telespettatori. Finalmente i risparmiatori delle banche popolari del Veneto sono arrivati alla fine di un lungo tunnel oscuro. Si vede finalmente la luce. Sì, perché il rimborso ai risparmiatori delle banche ha ricevuto il via libera con l'approvazione nella serata di ieri al decreto in seconda deliberazione. Dopo mesi di incertezze in cui gli indennizzi sembravano essere ormai diventati un miraggio, erano oggetto di liti, di contrasti, il Consiglio dei Ministri ha approvato l'accordo già vagliato nelle scorse settimane da 17 associazioni dei risparmiatori che, lo ricordiamo, l'8 di aprile avevano detto sì alla proposta trovata dal Ministro dell'Economia Tria, approvata tra l'altro dall'Unione Europea e supportata dalla Premier Conte. Quindi l'ok definitivo per i rimborsi ai risparmiatori truffati prevede innanzitutto un innalzamento del tetto massimo dell'indennizzo a 200.000 euro e poi prevede, come d'accordo con il governo, l'erogazione di rimborsi automatici per chi possiede un reddito imponibile al di sotto dei 35.000 euro lordi o un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro. Quindi è quella famosa proposta del doppio binario fino a 100.000 euro lordi di patrimonio immobiliare o 35.000 euro lordi di reddito imponibile, si potrà accedere ai ristori senza un arbitrato. Ci sarà invece un arbitrato ma semplificato sopra queste cifre. Insomma, il 90% dei risparmiatori, più o meno il 90% dei risparmiatori potrà accedere quindi a dei ristori diretti. Il fondo per il rimborso dei risparmiatori vittime del crack delle banche popolari venete ormai è realtà. Il governo ha detto sì, è la luce alla fine di un lungo tunnel. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri. Adesso invece, tornando alla cronaca, ci colleghiamo in diretta con Federico Fusetti che ci racconta la vicenda di un medico romano minacciato da un veneziano ora arrestato. Buongiorno Federico. Buongiorno da Venezia. È stato arrestato dai carabinieri di Spinea un veneziano di 36 anni accusato di aver minacciato e molestato un medico romano che era stato incaricato dal tribunale di verificare il suo stato di salute mentale nell'ambito del processo per stalking che era in corso nei confronti di una donna raggiunta da decine di messaggi e mail contenenti anche minacce di morte. In particolare il medico era ritenuto dal 36enne il colpevole unico dei suoi guai giudiziari. Purtroppo le minacce erano verosimilmente dovute a uno stato di grave alterazione psicologica dell'uomo, riconosciuto affetto da un disturbo delirante. Il perito doveva appunto accertare lo stato di salute, lo stato mentale di salute dell'uomo e proprio grazie alla sua analisi l'uomo era stato riconosciuto come socialmente pericoloso, anche se assolto per lo specifico episodio di stalking alla donna. Con la denuncia del medico e gli accertamenti degli investigatori, il giudice ha però convalidato la misura cautelare che costringe l'uomo a rimanere in una idonea struttura per essere immediatamente sottoposto a visita medica obbligatoria, anche per tutelare il professionista e la donna dalle minacce deliranti. Per il momento da Venezia è tutto, linea allo studio. Grazie, buon lavoro anche a Federico Fusetti. Restiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Trevigiano. È un 35enne di Loria, il pirata della strada, che ha investito una 16enne la notte tra domenica e lunedì a Castello di Godego. L'uomo si è presentato volontariamente alle forze dell'ordine. Si è presentato alla polizia stradale ammettendo di aver investito la ragazza, ma sostenendo di non essersi fermato perché pensava di aver urtato un animale. Si è dunque costituito il pirata della strada che la notte tra domenica e lunedì ha travolto una 16enne di origini romene in via Caleoncino a Castello di Godego, nei pressi del passaggio a livello. Si tratta di un 35enne di Loria, che ha anche sostenuto di essere tornato sui suoi passi per verificare l'accaduto, senza però accorgersi della minorenne ferita né dell'amica che rincasava a piedi con lei. La ragazza è fuori pericolo e l'automobilista, costituendosi, ha evitato conseguenze più serie. È stato denunciato a piede libero per lesioni stradali gravi. La sua versione è al vaglio delle forze dell'ordine. Si cercano riscontri oggettivi per decidere se contestargli o meno anche l'omissione di soccorso.
È stata trovata senza vita nella sua casa alla Giudecca, a Venezia, la regina dei matrimoni, una delle wedding planner per l'Italia più quotate a livello internazionale. Leonora Rioda, 35 anni, non avrebbe lasciato nessuna lettera né messaggi per spiegare il suo gesto estremo. Una donna bella ed elegante che aveva fatto carriera diventando famosa in poco tempo. Dietro alla sua fama una fragilità, forse una fragilità che l'ha portata al gesto estremo. Nonostante il lavoro la portasse in tutto il mondo, lei non si era mai staccata dalla sua Venezia e aveva tenuto la residenza e la casa nell'isola dove tornava spesso. Tra i suoi clienti figurano i nomi come Tom Cruise, Owen Wilson, Denzel Washington, Angelina Jolie e Robert De Niro. Parcheggio selvaggio vicino alla sua abitazione, un pensionato trevigiano di Oderzo si è fatto giustizia da solo ma è stato denunciato. Sentite cosa è successo. Le auto parcheggiate davanti alla sala slot non erano di avventori distratti ma della titolare e dell'addetta alle pulizie del locale, che avevano quindi stretta necessità di lasciare in zona la macchina per andare al lavoro. Questo però non ha dissuaso un 71enne di origini bellunesi dal vendicarsi di quelle vetture parcheggiate alla bene e meglio vicino alla sua abitazione. Senza farsi troppi scrupoli ha squarciato le ruote lasciando la 48enne di Motta di Livenza e la sua dipendente, una 46enne romena, letteralmente a piedi. I fatti sono accaduti lo scorso 7 febbraio in via Postumia di Camino a Oderzo. Dopo una breve indagine i carabinieri sono risaliti al responsabile, un residente che è stato denunciato a piede libero per danneggiamenti e che potrebbe essere l'autore di altri gesti analoghi. Incidente questa mattina intorno alle 7:30 lungo la A4 all'altezza tra Latisana e Portogruaro, un tamponamento tra 4 tir, uno di questi ha perso il carico di granaglie sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale e i soccorsi. In quel tratto il traffico scorre lungo la corsia di sorpasso. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'incidente è andato ad aggravare una situazione già difficile per quanto riguarda il traffico con lunghe code. In particolar modo si registrano tra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro verso Venezia, mentre si sono formati rallentamenti per curiosi nella direzione opposta. Ieri intanto nuovo sopralluogo del governatore del Veneto Zaia insieme ai vertici di ANAS ai cantieri di Ponte della Priula. Si devono andare a piedi e farsi una foto in mezzo al ponte. Pensate, è una roba unica, no? Io c'ero, no? Faremo le magliette, ho scritto io c'ero, ma guardate, è una roba storica, quindi l'idea è quella di fare una giornata dedicata ai Veneti e poi il pomeriggio sera di quella domenica si aprirà e inizierà la circolazione. Il governatore Zaia immagina così la giornata inaugurale del nuovo ponte della Priula rimesso a nuovo. A giugno la riapertura, il presidente del Veneto auspica una prima parte della giornata con la struttura a disposizione solo di pedoni e biciclette per poi lasciare via libera ai veicoli. Nuovo sopralluogo stamane sotto la pioggia di Zaia con i vertici di ANAS per vedere da vicino come proseguono i lavori che si avviano ormai alla conclusione. Quello che verrà restituito ai cittadini sarà un ponte nel ponte con un abito d'epoca e un'anima nuova d'acciaio, ha spiegato il governatore. Che quello che vedete è un recupero storico, sicuramente l'estetica è quella originaria, le strutture sono quelle originarie, però immaginate, ditelo ai cittadini, che lì sotto c'è un ponte fantasma tutto in acciaio, perché non lo si capirà, perché non lo si vede. Il vecchio ponte è stato svuotato, la parte superiore degli archi è stato poggiato un nuovo ponte in acciaio. Una struttura che prevede anche la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale. Abbiamo fatto una nuova sezione stradale con 2 corsie da 3,75 m e 2 piste ciclopedonali da 1,60 m, uno per ogni lato. Contemporaneamente alla riapertura del ponte verrà smantellata la viabilità alternativa del bypass Bailey. Il presidente della provincia, Marconna, auspicando che il prossimo cantiere per la ristrutturazione di un ponte sia quello a Vidora, ipotizza che il bypass possa essere installato proprio qui durante i lavori. Viene smontato, ma come diceva prima il presidente Zaia, potrà essere riutilizzato in altre occasioni, dipende dall'occorrenza. A Vidora per esempio? Non è detto, vediamo come va il monitoraggio. I cittadini di Susegana e dei comuni limitrofi attendono da maggio dello scorso anno la riapertura di questa importante infrastruttura. Ti rendi conto di quanto importante è una cosa quando viene a mancare, ha sottolineato il vice sindaco di Susegana, facendo riferimento allo scorso autunno quando a causa del maltempo venne chiuso anche il Bailey per quasi 2 settimane. E di fronte ad un'opera che torna a nuova vita si pensa ad altri progetti come quello della Venezia-Monaco. È strategico, però è altrettanto vero che il dibattito col territorio va affrontato.
nel senso che non si possono calare opere sui territori così delicati e così, come si può dire, vincolati come quello che è il patrimonio dell'umanità e quindi i Dolomiti UNESCO. Ultimi preparativi a Vittorio Veneto per l'arrivo domani 25 aprile del Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della liberazione. Particolare attenzione sul fronte sicurezza, e va in tal senso la decisione proprio di mettere in sicurezza gli attuali cestini per la raccolta dei rifiuti ubicati lungo il percorso che farà il Presidente della Repubblica e l'installazione di contenitori antiterrorismo. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta un vero e proprio assalto, quello vissuto a Venezia per il Ponte Pasquale. Le presenze in città sono state stimate attorno ai 100.000 visitatori sia a Pasqua che a Pasquetta. Non è Carnevale o il Redentore, ma poco ci manca. L'assalto a Venezia per Pasqua e Pasquetta è stato stimato attorno ai 100.000 visitatori, un afflusso imponente che si è fatto sentire richiedendo anche la chiusura dell'accesso automobilistico alla città, una sorta di saracinesca che oramai cala sul Ponte della Libertà ogni qualvolta Venezia giunge alla saturazione. Centinaia i raddoppi delle corse di vaporetti e autobus, comunque tutti pieni nelle ore di punta, una robusta task force di polizia municipale, decine di addetti Veritas per un'organizzazione imponente di cui si vedono i risultati, ma che non toglie il fatto che in troppi arrivano a Venezia alla stessa ora e per fare lo stesso percorso. Abbiamo messo sul campo più di 200 vigili, la VOE ha messo in campo le sue forze per regolamentare l'accesso nel momento in cui venivano saturati i parcheggi di Piazza Roma del Tronchetto. Abbiamo chiuso il ponte solo la giornata di Pasquetta. È chiaro che se tutti scelgono di andare dalle isole alla stessa ora e di tornare alla stessa ora, più di quello che facciamo non si può fare. Nelle previsioni della Giunta Comunale questa è stata l'ultima Pasqua senza la tassa di accesso a Venezia. In una città che nelle strutture ricettive conta in totale più posti letto che nelle case, il problema di giornate come queste arriva dalla massa di turisti giornalieri che si muove all'unisono verso gli stessi obiettivi, siano Piazza San Marco, Murano o Burano, con code chilometriche agli imbarcaderi. Siamo arrivati a saturazione, da questo punto di vista io consiglio a chi viene in città di scegliere degli orari diversi per andare a visitare le isole, che comunque sono belle anche in altri momenti della giornata. Qualcosa sul fronte del trasporto pubblico dovrà essere fatto anche a Mestre con l'arrivo di migliaia di nuovi posti letto per l'apertura dei nuovi hotel di via Camarcello. Questi alberghi noi li difendiamo anche perché sono alberghi che ci permettono di far sì che Mestre diventi una meta anche per quello che sa dare. Dopo un anno e mezzo il Comune di Padova ha deciso di cambiare l'assetto dei T-Red sulla viabilità cittadina, ne verranno spostati 2 di molto importanti, ecco dove verranno riattivati. Cambia l'assetto del sistema degli occhi elettronici sui semafori di Padova. Dopo il primo anno e mezzo di utilizzo degli 11 dispositivi automatici per il rilevamento del passaggio con il semaforo rosso nelle zone calde della viabilità cittadina, la media delle sanzioni al giorno sfiora quota 20. Segno che le apparecchiature fanno il loro lavoro, anche se è necessario un rimescolamento. La prima novità riguarda il dispositivo in funzione all'intersezione tra le vie Friburgo e San Marco, che dovrà essere disinstallato a causa delle ormai imminenti modifiche all'assetto viario del comparto della Stanga. Le operazioni che sono già state avviate prevedono la rimozione dell'impianto entro l'inizio dell'estate. L'amministrazione comunale ritiene quindi opportuna la ricollocazione del T-Red attivo all'incrocio fra via Chiesa Nuova e via della Biscia. Dall'analisi dei dati sulla pericolosità del quadrivio, che sono stati sviscerati dal comando di polizia locale, è risultato che il dispositivo non ha influito in alcun modo sul numero degli incidenti, che resta sempre molto basso ed è in linea con la casistica del quinquennio precedente. Lo stesso asse viario è comunque presidiato da altre postazioni automatiche che garantiscono, secondo il Comune, adeguati livelli di prevenzione per la sicurezza stradale.
Un T-Red verrà perciò ricollocato all'incrocio fra via Trieste e via Gozzi, con direzione di marcia su via Bassi e via Tommaseo per chi svolta a sinistra. Da Palazzo Moroni ricordano infatti che questo incrocio, che presenta alcuni punti ciechi per la viabilità in transito, è sempre caratterizzato da un traffico intenso. Un secondo dispositivo verrà piazzato invece al Bassanello. L'occhio elettronico sarà puntato sull'intersezione fra Ponte Isonzo e via Vittorio Veneto, in direzione della statale Adriatica e del ponte sullo scaricatore. Il comando dei vigili padovani ha individuato le 2 nuove intersezioni sulla base dell'analisi degli indici di sinistrosità relativi agli ultimi anni. La media di incidenti stradali pone gli incroci sui quali verranno installati i T-Red nella lista nera della viabilità comunale. Niente paura però, data e modalità di attivazione dei dispositivi sarà oggetto di adeguata preventiva informazione da parte del comune. Dei vandali hanno smontato un muretto a secco all'eremo di San Bovo, siamo nel Vicentino, a Pove del Grappa, per farci un improvvisato focolare per Pasquetta. In questo modo è stato però danneggiato un patrimonio mondiale dell'UNESCO. I muretti a secco tengono in ordine le parti del Mediterraneo fino alle Alpi e sono loro, i muretti a secco, ad essere riconosciuti come un bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO. L'Italia ne è piena, non solo al sud ma naturalmente molto anche al nord, molto nelle parti alpine. Il muretto a secco infatti con armonia riesce a unire semplicemente le pietre locali che vengono di solito tolte dai campi, tenere tutto assieme e sono messi uno sopra l'altro senza bisogno di malte, senza bisogno di leganti particolari. È un'arte immateriale che il mondo ci invidia. Quindi i muretti a secco da un anno sono un bene UNESCO, anzi sono un bene immateriale perché ad essere riconosciuta come patrimonio dell'umanità è proprio l'arte di costruirli, quel sapere tramandato da almeno 8 nazioni che si affacciano sul bacino mediterraneo, usati come rifugi per separare pascoli, per segnare e proteggere strade, un'armoniosa relazione tra uomini e natura, specifica l'Agenzia delle Nazioni Unite come motivazione. Uno dei problemi dei muretti a secco naturalmente è la manutenzione e il fatto che si perde la possibilità di imparare a farli perché scompaiono gli artigiani, quella cultura immateriale che ha fatto sì che per secoli, se non per millenni, si sapesse come farli i muretti a secco. Ora è una rarità, è per questo che è estremamente grave che vengano distrutti dall'incuria e dal vandalismo. Uno dei tanti vandalismi è accaduto a Pasquetta all'eremo di San Bovo sopra Bassano. Un gruppo di vandali ha smontato un muretto a secco per farne la sede di un fuoco, magari per grigliarci le costicine. Immagini inviate da un telespettatore indignato. I vandali, senza saperlo, hanno attaccato un bene UNESCO. Il grande pericolo che a un certo punto, quando ci dimenticheremo l'arte dei muretti a secco, non ci resterà altro che fare così, delle colate di cemento e, come potete notare, francamente non è la stessa cosa. Oltre 500 km di corsa per portare a Papa Francesco messaggi di speranza per i bambini malati di tumore, protagonista la Fondazione Città della Speranza. Un gioco di squadra per fare ricerca e così la Fondazione Città della Speranza si affida a una squadra di atleti per portare, grazie a una staffetta che percorrerà di corsa 530 km da Padova a Città del Vaticano, i messaggi di speranza a Papa Francesco, che riceverà la Fondazione, che si appresta tra l'altro a festeggiare i 25 anni di vita. Al pontefice arriveranno 2 messaggi, uno di speranza per la guarigione di tutti i bambini, l'altro di dono. Il dono che uno deve fare di sé e anche economicamente verso gli altri, soprattutto verso i bambini che hanno bisogno del nostro supporto e dell'aiuto affinché possano guarire da tutte le patologie pediatriche indistintamente. La staffetta attraverserà 5 regioni, a portare il testimone anche esercito e carabinieri, con una quarantina di militari che indosseranno la tenuta sportiva e percorreranno a turno, testimone alla mano, gran parte del percorso prima di essere raggiunti negli ultimi 20 km dai rappresentanti della Fondazione, che ha iniziato la sua attività con le oncoematologie e che ora è riferimento nazionale per leucemie, linfomi e sarcomi. L'obiettivo di curare l'80% dei piccoli pazienti è raggiunto, ora si deve puntare al 100% di guarigioni. La maratona da fare è ancora molto lunga perché per percorrere l'ultimo 20% di strada ce n'è molto da fare, ma sicuramente riusciremo ad arrivare al traguardo se ci aiuterete tutti. Ad affidare il testimone al Papa sarà un bambino di 4 anni guarito da una grave forma tumorale, quindi 300 amici della Fondazione parteciperanno all'udienza generale in piazza San Pietro. La Fondazione insomma è come una maratona, il traguardo da raggiungere
aggiungere quello della guarigione completa dei piccoli pazienti e fino all'ultimo metro non bisogna mai mollare o arrendersi. E adesso andiamo a festeggiare i 103 anni di nonna Antonietta. La musica è quella della Piemontesina, pezzo popolare che Antonietta Zanchetta cantava sempre da ragazza, e quando l'orchestra ha intonato le prime note lei non ha resistito. Le sere passate alla bottina. La signora Antonietta festeggia così un traguardo importante, 103 anni, classe 1916, nata a Ponte di Piave, racconta con gli occhi lucidi un'infanzia difficile, 11ª di 12 figli. Quando viene alla luce il mondo sta affrontando il dramma del primo conflitto. Quando ero piccola, che sono nata, mia mamma mi ha tenuto in letto 9 mesi, non aveva vestiti da vestirmi, perché gli ha portato via dei pianotti, perché gli aveva da combattere, e quando è arrivata ha trovato a casa libera, senza niente. E così anche andare a scuola diventa difficile, la famiglia ha bisogno che ognuno porti il proprio contributo lavorando. Non mi neanche mandare a scuola e non l'ho neanche fatto a seconda, perché mia mamma aveva bisogno che dei fioi che nasce a lavorare, e mi ha trovato lavoro, e andava a lavorare su un paese, a Negrisia, e gli dava tovaglie da fare con l'azur, e ora sto andando e tirava i schei. Poi arriva il grande amore, Emilio, con il quale si sposa. Quando da fidanzati giravamo per le vie di Ponte venivamo descritti la coppia più bella del Piave, racconta orgogliosa Antonietta. Intanto scoppia la seconda guerra mondiale e per lei arrivano altri momenti dolorosi, la perdita del primogenito, il ritorno del marito dal fronte e la sua morte subito dopo dovuta ad una malattia contratta durante il rientro. Antonietta però non si ferma, continua a lavorare e ad allevare le sue 2 figlie che qualche giorno fa insieme ai nipoti e pronipoti hanno festeggiato i suoi 103 anni. E alla fine ci svela il segreto di tanta longevità. Lavorare tanto e mangiare poco buon, e movimento. Siamo in chiusura, prima di salutarvi vi ricordo subito dopo di noi l'appuntamento con ore 13, si parlerà delle novità per quanto riguarda gli assegni familiari e di pensioni, insieme a Paolino Barbiero, segretario dello SPICGL, Silvia Bresolini, direttore del patronato Inca, e Giulia Baggioli, operatore patronato Inca. Oggi, come ogni mercoledì, l'appuntamento è con CGIL Risponde. Questa sera invece torna puntuale 20:10 in studio Amelia Fiorin, responsabile dell'ambulatorio gioco d'azzardo dell'ULS 2 Marca Trevigiana. Adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo ancora piuttosto perturbato sulle nostre regioni, anche se non mancherà qualche pausa più asciutta. Ma vediamo il dettaglio di mercoledì 24 aprile. Sul Veneto sarà instabile con piogge temporali piuttosto frequenti, alternati a maggiori schiarite soleggiate, possibili soprattutto sul Veneziano e sul Rodigino. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime comprese invece tra 16 e 22 gradi. Sarà un mercoledì bagnato anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, ma non si esclude anche qualche pausa maggiormente asciutta. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime oscillanti tra 17 e 20 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. I temporali saranno più probabili sui settori meridionali, mentre sui confini alpini sarà più stabile, anche con qualche momento più soleggiato. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 20 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.